Poi, allora cosa serve quella? Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul canale del Bile Calciotto! E un ben ritornati da Novak Andrea E Gianluca Formaggio, ragazzi, sempre noi. noi, sempre il duo delle meraviglie. Il duo che sta aumentando le meraviglie in campo e anche fuori. Forse un po' meno in campo, Forse un un po' po'. più fuori, però va bene lo stesso, bisogna migliorare anche in campo. Forse un po' molto meno in campo. Però, ma perché devi dirle così ste cose? Non è vero completamente. Forse sì, forse no. Comunque, Non lo so. si vedrà anche per le prossime partite. Esatto. Intanto quest'oggi ragazzi, un'altra partita importante, perché sono tutte importanti. E appunto oggi siamo contro un ex Dinamo, squadra anche loro molto ostica, che tra l'altro sono gemellate se non sbaglio con l'Athletic Dinamo. Sì. Quindi insomma Loro sono quinti, stanno viaggiando bene, sono partiti comunque bene all'inizio campionato, stanno giocando bene. beh, inizio campionato eravamo lì Sì, erano terzi, quarti, comunque hanno sempre giocato veramente. Intanto guarda che cambia il gioco, ma che è? È forte lui. Lui è forte. Numero 6 molto forte, Andrea Burbello, tanta roba. Tanta roba, anche una bella sventagliata, anche un gran tiro. Beh, intanto ho visto una sventagliata folle, cioè sembrava veramente Berbatov. Comunque io non ero neanche presente a questa partita, quindi appunto sarà nuovo per me. So già come andrà a finire, ma appunto non ho visto niente, Io quindi... invece l'ho giocata questa partita, però non so come andrà a finire. Come? Come? Ubriaco in campo il signor Gianluca? Non mi ricordo, vecchio, non mi ricordo. Va bene, dai, torniamo alla partita intanto. Per caso ti ricordi come eravamo disposti in campo? No. Perfetto, questi siamo. Forse 2-3-2. Guarda quel tiro. Bravo Lollo, E bravo. anche Lollo. quest'oggi Lollo in porta. Sì, Lollo importa. Gabri sta incominciando a paccare. Ma perché c'era 2 hamburger in più da fare là al Mac. Lavora tanto, ci sta. Ragazzi, gli hamburger non si fanno da soli. Tra l'altro, Quanto bella è la tenuta nera nostra. mamma mia. Cioè, la tenuta nera nostra, quanto gasa, vecchio. Cioè, gasa proprio. Però adesso, team tenuta nera o team tenuta bianca? Io ti faccio un'altra domanda adesso. Sentiamo. Logo basso o logo alto? Non lo so. Comunque siamo divisi in due fazioni, Siamo proprio divisi in due fazioni. Cioè, perché le felpe, vecchio? Cioè, chi è logo alto e chi è logo basso? Stop! Comunque ragazzi capite che voi col tempo di Raga, queste col tempo, chicche- per forza con il tempo. Vi spoilerò soltanto che io sono logo alto. Intanto vediamo. Io non mi ricordo. Non te lo ricordo, a posto. Devo guardare sulla felpa dove c'ho il logo, allora capisco in che team sono. Intanto vediamo. Ad impostare. La sventagliata! Sventagliata lunga. Stop, tranquillo. Madonna, tranquillo un po' meno. Cisiola, Cisi. fallo. Che avvoltoio Cisi. Hai visto che scambio? Ho Visto visto che il proprio sentito. Lo Lo shock. facciamo noi. Facciamolo? No. Vale. Rifacciamo? Lo rifacciamo? Lo rifacciamo ancora? Va bene, basta. dai. Questi siamo. Intanto guarda Attenzione, appena. per è scivolato, no. No. Pericoloso. Bravo Lollo. 1-0 next team. Aia. Aia. Comunque è impressionante. Sai quanti gol abbiamo preso così che il portiere para e poi sulla ribattuta. Cioè, abbiamo proprio una sfiga immensa, immonda. Noi siamo qua che facciamo gli stupidi, siamo 1-0 sotto. Però, va bene, dai. Va Forza, bene. ragazzi. Forza, ragazzi. Alla midnight. Sì, Cristian. Sì, Cri. Bravissimo. Sposta e calcia. Cristian Mozzano! E invece no, non è gol. È gol. È gol? No. È gol. 1-1, è gol. È gol. gol. Ma che gol ha Ma che fatto? gol ha fatto? Ma cosa significa? Ma che cazzo di gol ha fatto col sinistro? 1-1 dopo neanche un minuto. L'abbiamo pareggiata subito, ragazzi. Ma che gol ha fatto col sinistro? Sì. Assurdo. Assurdo. Cazzo, tirasse sempre così anche col destro magari. Eh. Forse sto a chiedere un po' troppo. Comunque forse Mozzi in questo campionato ha fatto più gol col sinistro che col destro. No,
forse. Leviamo il forse. Leva il forse proprio. Ma intanto punizione Alta. alta. Però occhio, i ragazzi ci sono. Sì, I ragazzi sì, ci sì. sono. Facciamo un bel giro palla da dietro. Sempre Maci, dentro, impostare, Maci Mazzi. per Gian. Attenzione. Sì. Peccato. Però ci abbiamo lavorato in allenamento, Sventagliata morbida di Davide. Guarda che bello. Attenzione. Oh. Ah, Giannicolo questo. Palletto. Sono proprio io. Questo sono. È un fallazzo. Ho provato un'altra sventagliata. Col sinistro. Un altro stop tenuta là. Mamma mia. Oh. Ma Dai chi- la palla. Dai la palla prima, cretino. Cretino. Comunque, Riyad Mahrez proprio dallo stop. Sì, hai visto? Oh! Solo lo stop però. Solo lo stop. Solo lo stop, però. La scorsa partita avevi solo il lancio, sta partita solo lo Solo stop. stop, sì, io... Beh, sì. Sono proprio un scarsone. Vado a giornate. Sì, perché vedrete anche me nelle prossime partite cosa succederà, che è ancora peggio. Questi siamo. Non spoilerare. Non spoileriamo niente. Sì, dai. Però vabbè, Speravo tirasse io. Intanto guarda qua come cerca il filtrante, ma non va, non riesce. Andiamo qua, Bravo. palla lunga. Bravo. Palla di Lollo. Lascia sfilare. Intanto, Fine se primo possibile, posso lasciare passare la linea al nostro Luca Marelli No, in questo dall'Argentina? momento no. E invece sì. Ok. Luca Marelli, a lei la linea. En Argentina los aficionados viven mejor si se gana. Questi siamo. Venite qua. Più d'acqua. Venite qua. Allora, degli aggiustamenti. Manca velocità nella trasmissione e nelle letture. Ci sono tante occasioni in cui Pera cerca il terzo uomo. Gliela diamo e non c'è nessuno né dall'interno che dà lo scambio né che gli dà la palla che fa il movimento. Poi, allora cosa serve Pera? Le abbiamo le qualità. Dobbiamo fare il movimento senza palla. O chi la dà, se c'è lo spazio, va a riempirlo, o chi è più avanti viene incontro. Facciamole queste cose, sono solo accorgimenti. Ci siamo. Più intensità mentale, siamo troppo leziosi con la palla, solo perché non ci vengono a prendere diciamo vabbè succederà qualcosa. No Fioi, meglio, più qualità. Dai raga. L'unico cambio che faccio adesso, poi ne faremo altri, è Cerbio per Deppi dietro, ok? Il resto stiamo così, va bene? Dai raga, dai. Comunque vorrei far notare Pera con quel taglio di capelli. È un tributo a Cristian Mozzato stagione 2024-2025. Mi sono dimenticata quella versione di Mozza. Cristian ti si vuole bene, ma questo tributo bisognava citarlo. Per forza. Intanto parole Comunque un forti taglio del pulito. mister. Ah, taglio pulito assolutamente. sì. Ma è sempre pulito, lo vedi, cristallino, Zinedine Zidane. Cioè, adesso con sti capelli è Ancora proprio di lui. più. Ovvio. Intanto i ragazzi rientrano in campo con l'1-1 sulle spalle. Vediamo come andrà a finire questo secondo tempo. Comunque il mister ha detto cosa serve per adesso se non c'è movimento? Parole più che sagge. Cioè, ragazzi, avere Pera e non sfruttarlo effettivamente è come tirarsi un pugno su un occhio e dire grazie. Non so. Più o meno. Più o meno. Grande lancio di Lollo Lollo. col sinistro. Se No! la tirava di prima, la prendeva. Mamma mia. Cazzo, avrebbe preso traversa. O palazzo. O traversa. Traversa. Però il Nike traversa di solito. Tanto guarda Hai visto? Ho visto che come si Hai gira. visto la visione periferica, si chiama visione periferica. Ma posso dire Xavi? Tipo Xavi che si girava così continuo? No, mi terrei un po' più basso, non lo so, su Stigarribia o Morimoto, ci sta. anche Gasi. Mario Lemina. Mario Limina, nome importantissimo. Sì, io non sono a terra sempre come lui perché lui è sempre per terra. Intanto guarda Pera come guadagna sta palla, io lo amo. Guardalo. Pera, 1-2. Gliela do. Sì, Pera. Pera. Mamma mia. No, Pera, io veramente sono un feticista del suo gioco. Guardalo. Mamma mia. Guardalo cosa fa. Sì, anche io ho un debole comunque per Pera. Mamma mia. Bomboclat! Io sono il 99% eterosessuale, quell'1%, ragazzi, quella pelata di Pera. Mamma mia. Quella pelata. Quella pelata di Quella Pera. pelata di Pera.
Ti prego. Quelle scarpe rosse poi. Oh. Tanto punizione per il Next Dinamo. Vediamo come andrà a finire. Punizione. Mamma mia, Parata. l'avevo vista dentro. Parata di Deviazione della barriera. Bene, dai. Siamo salvati. Bene, dai. Anche questa, fuori. Siamo un po' in difficoltà comunque. Sì. Sventagliata morbida. Vediamo. Cigi. Bello. Mamma mia. Allora anche sta partita c'è lancetto, Sì. Lo tenevi un po' nascosto, te lo tenevi per te? tenuto un po' nascosto. Bastardo. Intanto calcio d'angolo. Non si saprà mai. No, non c'era il calcio d'angolo. Scaricala. Bravissimo. però comunque, bravo. Si è girato in un fazzoletto. Classico del Nike. Poi appunto grazie al calcetto. Cigi, è partito. Vediamo? No. No, non è partito. Ma però posso dirvi una cosa, lasciatemelo partire ogni tanto, Cisi, cioè non falciatelo sempre, lasciatelo partire. Esatto. Beh, almeno che così parto con i... Lasciatecelo Cioè- per il content. Una volta partita, poi per il Almeno una resto... volta partita, raga. Al massimo dopo lo buttiamo noi fuori, non è un problema. Esatto. Diciamo al mister, dopo il boom lo buttiamo fuori, basta. Comunque prima stavo dicendo che il fatto che Nike abbia fatto calcetto, cioè si vede perché spesso cerca anche di andare sul destro, Sì. perché prima non lo faceva, essendo che è mancino forse come Attenzione, che parata di Lollo. Scusa se ti ho interrotto, ma... No, tranquillo, ne riparliamo a fine serata, vai sereno. A fine telecronaca ne parliamo. Tanto calcio d'angolo per Next Dinamo. Vediamo, palla dentro. Pericolo? No. E l'ha chiamato pure Sandro. Sandro ha detto, eccolo qua. Che gol però, cioè bello. Burbello. Cazzo, in scivolata. È scivolato. No, ma guarda che è difficilissimo, cioè, perché l'ha cercata ma non è scivolata. Bravo lui. Intanto 2-1. Di nuovo sotto, perché nelle ultime partite siamo sempre sotto. Siamo sempre sotto. Cioè abbiamo questa trend negativa che andiamo sempre sotto. Primo fallo, secondo fallo. Mi sembra di rivedere il Milan che ogni volta va sotto e poi sempre ad arrancare per cercare di tirare da su. Sì, stiamo facendo un po' fatica. Vediamo qua invece punizione che può essere fatale. Vediamo Giannicolo. Fatale! 2-2. Oh, Lasso! Cosa ha giocato? Allora io adesso vi spiego io un attimo, Durante quando ho fatto gol, la prima cosa che ha chiesto Pera è andato nell'angolo box nostro. E con tutta la cattiveria del mondo è andato dai Fiori e ha detto: Fio, quanto è? Lecce Cagliari. Lecce Cagliari. Quanto è? 0-0 e sì, alla fine comunque la bolla non so se l'abbia presa o meno. Tecnico. Forse sì, forse no, però Si vedrà. si vedrà. Prima o poi la farà vedere questa bolla? Intanto ragazzi, non incitiamo alla ludopatia, Zero. ricordiamo, è semplicemente No, lui è assolutamente. un personaggio un po' particolare. Un fenomeno anche. Un fenomeno. Intanto vediamo qua il Next Dinamo che attacca. Riparte il Midnight. Lancio lungo, Lancio mamma lungo, mia. guarda Nike. Però si difendono Anche bene. Lollo- Anche Lollo ha dei bei piedi. Sì, ma anche prima ha fatto una bella Mamma mia, giocata. Pera! No! Occasionissima questa. Rinculiamo. Al 40esimo. Torna. Bravo, Kine. Bravo Kine. Mamma mia. No. Fallo. Sì, falletto questo. Cazzo, se la stoppava bene la Moz, era perfetta. Il figlio d'arte. Moz, Attenzione. sulla punizza. E invece Cisiola. niente. Cisi. Niente ancora. Fallo, questo era fallo. Vediamo al rallentatore. Sì, questo era fallo. L'aveva preso. È rimasto per terra, penso 3-4 minuti. Allora, sincero, io non ci ho capito un cazzo. Però mi affido a. Ma sì, ma è impossibile da vedere. Sì, È sì, impossibile sì. da vedere. Lancio lungo, oppa. Oh, comunque oggi a lanci. Bene, Cioè, porco due. Di Sbirro, ma dove l'ha spinto? Le ha chiesto scusa però, Nike non accetta le scuse. Hai visto Nike? Ha proprio mandato via. Ma a me fa ridere che tutto c'è il Cisi che ancora per terra che sbatte. Che sbatte. E sbatte. Sta chiamando la resa. Bandiera bianca del Cisi. Tanto vediamo, ripartono sempre Next Dinamo. E Gianni si mola. Sì. Che giocatore. Bisogna fare di tutto per la propria squadra, sempre.
Però Bisogna occhio, sacrificare. ripartono ancora. Calcio. Bravo, Lollo. Che la lì. Sicurezza. Vediamo il midnight ad impostare. Pera. Lancio lungo, cambio. Bello. No. È stata toccata. Però. Sì, vediamo qua. No! Ma comunque un po' veramente soffrendo comunque. c'erano certe occasioni che se riuscivano a fare lo stop giusto. Guarda, è bello questo. Hai visto che stop? Che sta per seguire, oh. Sta a seguire. Follia. Preso fallo. Vediamo Pera. Vediamo se si becca la bolla. Però ha cercato di imitarti, ha preso ispirazione qua. Sì, non era brutto, però l'hanno veramente calciato malissimo. No, in realtà. infatti. Tanto ripartiamo. Gianni. Vroom. Invece no, la passa. È altruista. Un po' lenta era. Potevo dargliela meglio. Però era buona, Era buona, poi è uscito bene anche il portiere là. Vediamo intanto. Ripartono sulla fascia. 1-2. Sul fondo. È lunga. Bene, ci siamo salvati. Anche questa azione siamo ancora salvi. Col culo ancora salvo. Pera. Non perderlo lì. Fa cose. Fai fallo piuttosto. Bravo, Pera. Va bene. Vabbè, giusto. Neanche cattivo, quindi. Anche il loro centrocampo era cioè non disposti bene, facevano girare bene la palla. Vabbè, se no non sarebbero neanche nelle posizioni. No, chiaramente. Quelle per giocarsi. R1 Ottime cerchio? cose. No. No. Cioè ce l'avevo provato, era che aveva schiacciato troppo poco. Sì. Più che altro deve un attimo riguardarsi il meta, magari adesso è cambiato, non so se vada ancora all'R1 cerchio. La parata. parata? Mamma mia che parata che ha fatto sta Lollo. facendo Lollo? Che parata che ha fatto Follia. Lollo. Follia! Mamma mia che parata che ha fatto Lollo. Non fallo girare. Tiro lì. Vabbè, la stiamo soffrendo. Palazzo. Manca poco. Esatto, veramente. Sì, tiro lì, non far fallo. Fallo. Va bene. No. Quella è una posizione che proprio odio. A parte la posizione, il cartellino giallo non ci voleva proprio. La prossima è in diffida. È in diffida? Sì. Cazzo. Vabbè, Perché quindi niente avete- vroom vroom mi sa se si prende un altro giallo. Sì. Questo pezzo di merda, poteva ragionarci. Ma poi lui, come fa ad avere tutte queste munizioni? Sì, poi lui. Veramente persona più buona su sto mondo. Un po' meno in campo. Un po' meno in campo, però comunque è sempre lui che si prende i falli. Cioè, vabbè. Lui prenderà almeno 5-6 fogli a partita. Sì, quando Però non è ne giornata. fa anche 3-4 a partita di solito. Sì. Perché comunque torna sempre e ci tiene. È partito il treno Cisiola! E invece, Mano. però mano, qua mi sa anche giallina perché è un'azione un po' pericolosa. Vediamo. Intanto ripartono. Midnight. Cambio gioco. Tira. Gianni. Sposta e calcia. Calza. Che ciofecca però che hai tirato perché mamma Però mia. mi ricordava l'annata dello Sporting, il primo anno allo Sporting, che ogni volta rientro, pam, Sì, il calcio. primo anno Sporting avevo fatto 20 gol così. A parte che il campo era piccolissimo, ti ricordi? Sì, ma avevi trovato un bug nel sistema. Sì. Oh, occhio il Nike! Vai pera, è nostro. No, è finita. Alla fine. È finita. Assurdo. Ci credo. Intanto lamentele col direttore. Sentiamo. Abbiamo visto di tutto. Di tutto. Intanto Sandro se la ride. Che golasso che fa. Posso dire quel gol. Può anche aver giocato di merda tutto il resto della partita, ma quel gol. No, ha giocato bene, Io non so. No, No, è per dire. Ha preso lui la punizione del gol che ho fatto io. Se l'ha presa lui il fallo. Ha scattato 2 uomini e si è preso pure il fallo. Grande Moz. No, No, ma quello bravo. che stavo dicendo, cioè, può pure aver giocato di merda, ma con un gol del genere, cioè, non puoi non prenderti la Ma MVP, poi di capito? sinistro, che lui non sale neanche in autobus con il sinistro. Che è assurdo. E fa solo gol con il mancino. Questo, ragazzi, è da studiare. Per favore, portatelo all'area 51. Sì. Comunque, ragazzi, anche quest'oggi è finita la nostra avventura Per sfortuna. con un 2-2. Quindi Un altro pareggio. ci teniamo il punto in saccoccia, sperando che le prossime ci porteranno più gioie, ecco. Però vedremo. Intanto, ragazzi, un saluto da Novak Andrea. E Gianluca Formaggio. Amore per calcio, semplicità.